Firmato in prefettura di Agrigento un protocollo tra la Procura e la DDA per potenziare le iniziative volte al contrasto della criminalità. Al via presso la Corte di Appello di Palermo il processo di secondo grado per il favarese Adriano Vetro che uccise il dottor Gaetano Alaimo con colpo di pistola nel novembre del 2022. Operazione congiunta della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a Canicattì per il controllo del territorio. Si è svolta ieri a Santa Elisabetta la giornata mondiale del rifugiato organizzato dall'associazione TS Cometa con un torneo di calcio a 5. Manifestazione conclusiva ieri del concorso Biodivino presso la Biblioteca La Rocca, giunto alla sua 19ª edizione organizzata da Italia Bio. Presentato ieri il libro di Andrea Cirino al foyer del teatro dal titolo 3 minuti, convegno sul lavoro organizzato dagli avvocati giuslavoristi e dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Agrigento. A Montevago il prossimo 23 giugno si parlerà di comunità energetiche. Donati alla biblioteca del reparto medicina dell'ospedale di Agrigento 674 volumi per il benessere psicofisico dei pazienti. L'avvocato Rosato, tecnico della nuova società Agragas, Giovanni Campanella, sarà il nuovo allenatore. Buongiorno ai nostri telespettatori con l'appuntamento odierno di TV Notizie di oggi sabato 21 giugno. Alla Prefettura di Agrigento, la DDA di Palermo e la Procura della Repubblica hanno firmato un protocollo d'intesa per potenziare gli strumenti per contrastare la criminalità negli appalti pubblici. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. Un protocollo per potenziare gli strumenti di prevenzione, per evitare infiltrazioni della criminalità nei finanziamenti elargiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano degli Investimenti Complementari, è stato firmato ieri mattina in prefettura ad Agrigento. Dal prefetto Salvatore Caccamo, il procuratore capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Maurizio De Lucia, e il procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell'ordine. La firma dell'accordo arriva ad Agrigento in un momento particolare, con l'indagine ancora aperta sugli appalti pubblici denominata Appalti e Mazzette, che ipotizza un giro di tangenti per pilotare i lavori nella nuova rete idrica e altri pubblici appalti nell'Agrigentino, con le organizzazioni criminali di stampo mafioso che avrebbero tentato di intercettare lavori e appalti attraverso l'imposizione di forniture, mezzi e personali. È un protocollo importante, ha detto il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, perché è risaputo che nel nostro territorio si sta svolgendo un'azione molto intensa da parte del gruppo interforze antimafia con la finalità proprio di preservare ogni forma di infiltrazione criminale negli appalti. Un lavoro in sinergia tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa, ha ribadito il procuratore antimafia Maurizio De Lucia. È uno strumento che ci consente di stare un po' meno indietro rispetto alla criminalità di stampo mafioso e di tipo amministrativo, ha affermato il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. Ma ecco gli interventi in conferenza stampa del prefetto e dei due procuratori. Documento che va a rinsaldare i rapporti collaborativi tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria in chiave di prevenzione antimafia, quindi uno scambio collaborativo e informativo, in modo tale che l'autorità amministrativa, laddove dovesse adottare provvedimenti interdittivi nei confronti di imprese in ordine alle quali è fondato il rischio di un'infiltrazione mafiosa, si viene un po' a rinsaldare, a corroborare il provvedimento anche sulla base di elementi forniti dall'autorità. È un momento di sinergia fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, perché il contrasto alla mafia, soprattutto in queste terre, si fa con tutti gli strumenti che la legislazione ci mette a disposizione, quelli della repressione,
che appartengono all'autorità giudiziaria e quelle della prevenzione che appartengono all'autorità amministrativa. La mia presenza qui però ha anche un altro significato, e cioè sia la repressione che la prevenzione hanno in realtà come primi protagonisti in prima linea le forze di polizia, in particolare nell'Agrigentino. Lo sforzo che gli investigatori dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato conducono è assolutamente prezioso e ci dà dei risultati importanti, direi quasi quotidianamente, quindi la mia presenza qui è certamente per sottoscrivere uno strumento importante, ma anche in qualche modo per rappresentare la vicinanza di Palermo, che non sempre è così vicina, ma questo è anche colpa di un problema infrastrutturale serio rispetto a chi tutti i giorni si impegna per la legalità in questa parte particolare e complicata del territorio. Oggi è un aggiornamento di un sistema collaborativo tra l'azione amministrativa e quella giudiziaria che nasce negli anni 90 e si è perfezionata nel tempo. In particolare gli ultimi aggiornamenti sono relativi alla legislazione contro il Covid, un decreto del Ministro dell'Interno del 2023, mi pare, con cui si è dovuto ulteriormente aggiornare questa procedura di collaborazione. È indubbio che senza, come diceva il procuratore De Lucia, uno effettivo e stretto controllo del territorio noi non riusciamo ad avere cognizione dell'effettiva produttività della spesa pubblica, e i gruppi interforze che agiscono sul mandato amministrativo avvalendosi delle conoscenze che vengono acquisite nell'ambito dell'azione dell'indagine preliminare, dell'azione penale, è uno strumento che ci consente di stare un po' meno indietro rispetto alla criminalità organizzata sia di tipo mafioso che di tipo strettamente amministrativo. Lo scopo essenziale di questi strumenti è quello appunto di cercare di stare non più 10 passi indietro, ma magari soltanto uno. Al via davanti alla Corte d'Appello di Palermo il processo di secondo grado che vede imputato Adriano Vetro, il favarese di 49 anni, il reo confesso dell'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso a 62 anni con un colpo di pistola nel suo ambulatorio a Favara e Servizio. Al via davanti alla Corte d'Appello di Palermo il processo di secondo grado che vede imputato Adriano Vetro, il favarese di 49 anni, il reo confesso dell'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso a 62 anni con un colpo di pistola nel suo ambulatorio di Favara. Vetro, al processo di primo grado, è stato condannato a 22 anni di reclusione dai giudici della Corte di Assise del Tribunale di Agrigento, presieduta da Giuseppe Miceli. La Corte di Appello ha rinnovato l'istruttoria del dibattimento, accogliendo la richiesta degli avvocati Baldacchino e Bonsignore, che hanno presentato nuove prove. Il prossimo 26 giugno sarà assentito in aula il consulente di parte, il dottor Leonardo Giordano. L'imputato della perizia eseguita da un pool di psichiatri composto da Osvaldo Alzarelli, Eugenio Aguglia e Maurizio Marguglio è risultato capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Il favarese risponde di omicidio aggravato e detenzione di arma clandestina. L'omicidio risale a novembre del 2022 e il movente sarebbe legato al mancato rilascio di un certificato medico necessario per il rinnovo della patente di guida. Il 49enne nel primo pomeriggio del 29 novembre di 3 anni fa si è presentato al poliambulatorio di Favara e ucciso con un solo colpo di pistola lo specialista nella sala d'attesa. Avrebbe provato ancora a fare fuoco, ma la pistola si è inceppata, quindi la fuga e l'arresto per mano dei carabinieri di Agrigento e Favara in una casa di campagna. E nella giornata di ieri la Questura di Agrigento ha messo in campo un servizio congiunto di controllo straordinario del territorio a Canicattì con la Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, la Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì, il servizio. La Questura di Agrigento ha messo in campo un servizio congiunto di controllo straordinario del territorio a Canicattì con la Compagnia Carabinieri di Canicattì e la Tenenza della Guardia di Finanza. Numerose sono state le pattuglie predisposte dalle forze dell'ordine, coinvolte unitamente agli equipaggi della sezione della Polizia Stradale di Agrigento, al reparto prevenzione crimine di Palermo, alle unità cinofile della Guardia di Finanza. Sono stati controllati 216 soggetti e 114 automobili.
Sono stati elevati 51 verbali ai sensi del codice della strada, 85 punti della patente decurtati, 2 fermi amministrativi di auto, 2 sequestri amministrativi di veicolo, una patente e una carta di circolazione ritirate. Nell'intensificazione dei controlli si è proceduto anche a 2 denunce, a 2 segnalazioni amministrative per i reati inerenti agli stupefacenti. Si è altresì proceduto a vari controlli amministrativi presso gli esercizi di Money Transfer B&B e presso i vari esercizi commerciali. Sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro e sono stati sequestrati più di 500 prodotti di materiale elettrico non conformi alle disposizioni normative in materia. Il giovane studente Cristian Giardino della scuola media Gangitano di Canicattì dedica la tesina di terza media all'Arma dei Carabinieri, ispirato alla figura del nonno maresciallo in nostro servizio. Nella giornata conclusiva degli esami di terza media, lo studente Cristian Giardina, frequentante la scuola media Gangitano di Canicattì, ha presentato un elaborato multidisciplinare dedicato all'Arma dei Carabinieri, dimostrando una profonda sensibilità e spirito civico. Il progetto, articolato in collegamenti con diverse discipline scolastiche, dalla storia dell'educazione civica, dalla musica all'arte, fino alla religione e alla tecnologia, ha posto al centro il ruolo dell'Arma dei Carabinieri, esaminato sia dal punto di vista istituzionale che valoriale. Un lavoro originale e sentito, ispirato alla figura del nonno maresciallo dei Carabinieri, che ha trasmesso al giovane Cristian il rispetto per l'uniforme, per i principi di legalità, fedeltà e giustizia. L'elaborato è stato apprezzato non solo dalla commissione esaminatrice, ma anche dal comandante della compagnia dei Carabinieri di Canicattì, che ha voluto complimentarsi personalmente con il giovane per la maturità dimostrata e per il significativo gesto di affetto verso l'Arma. Allo studente vanno pertanto gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e scolastiche, con l'auspicio che l'impegno, il senso civico e i valori espressi possano accompagnarli nel cammino della vita. Coinvolto in un presunto vasto giro di caporalato che avrebbe portato a guadagni illeciti con lo sfruttamento dei lavoratori nei campi agrigentini, soprattutto nelle zone di Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa, nell'ambito dell'inchiesta Fonos, il magistrato di sorveglianza di Agrigento Federico Romoli ha disposto i domiciliari per le 2 donne, mamma e figlia. Si tratta di Vera Cicacova, di 62 anni, e della figlia Veronica, di 40 anni, a 7 anni e 4 mesi di reclusione, la prima a 7 anni e 10 mesi di reclusione alla madre. Si è svolta ieri la giornata mondiale del rifugiato, organizzata dall'associazione TS Cometa, con un incontro di calcio a 5 nel campetto di Santa Elisabetta. Noi abbiamo seguito l'evento. Merifiore dell'associazione Cometa, oggi qui a Santa Elisabetta, è il primo degli appuntamenti, ne seguiranno altre in altre comunità con il torneo di calcetto che serve anche a integrare con lo sport i ragazzi. Sì, oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato e come ogni anno per noi è la festa dell'integrazione, fiore all'occhiello della nostra associazione. A questa seguiranno altre attività. Oggi è un triangolare di calcio tra il SAI di Comitini, di Racalmuto e Santa Elisabetta, ma non c'è un migliore perché tutte le squadre hanno la potenzialità per poter emergere, come questi ragazzi che sono veramente dei talenti. Le altre attività si svolgeranno a Racalmuto con una festa che serve a ripristinare cortili con materiale di riciclo. A Comitini ci saranno altre attività e questa proprio dà l'inizio a questi festeggiamenti che per noi sono molto importanti perché i ragazzi si sentono parte integrante del territorio. La vostra associazione li segue quotidianamente e costantemente dal loro arrivo fino anche a un probabile inserimento nel mondo del lavoro. Sì, la nostra associazione segue questi ragazzi al loro ingresso con l'inserimento. Aspetta. La rifacciamo, sì. Aspetta. Sì. Prima andava bene. I ragazzi li seguite voi da quando arrivano fino all'inserimento nel tessuto sociale agrigentino? Sì, i nostri ragazzi dal loro arrivo, dall'ingresso, quando
richiedono protezione allo Stato italiano, vengono seguiti dal punto di vista sociale, sanitario, psicologico, legale, fino all'attività di integrazione e anche di attività lavorative con la proposta di tirocini e di borse lavoro. Sì, è un'ottima occasione per fare un po' di socializzazione tra i ragazzi ospiti nei vari progetti, anche grazie al Comune di Santa Elisabetta che mette a disposizione le infrastrutture, e questo è molto importante per i ragazzi che si sentono così integrati nel territorio. Senti, come si svolgerà il torneo? Il torneo si svolgerà, si fronteggeranno le squadre di ogni progetto. Alla fine tutti giocheranno contro tutti e chi avrà raggiunto più vittorie e punti vincerà il torneo. Senti, è un momento bello questo per i ragazzi che si possono incontrare delle varie comunità. Assolutamente un momento di condivisione per tutti, un momento di allegria, e dopo il campetto ci sarà anche un momento ricreativo con pizze e bibite, così anche per incrementare la durata della festa. I ragazzi si possono divertire a 360 gradi, sia con lo sport che con la musica che con il cibo. Ogni anno la festa del rifugiato è un'esperienza sempre meravigliosa perché è sempre nuova, è sempre diversa, i ragazzi cambiano ogni anno, però sono sempre ragazzi bravi, educati, che si integrano abbastanza facilmente nel territorio. Ecco, lei in quale comunità opera? Io sono nel progetto 6 di Comitini. E a Comitini organizzerete anche degli eventi? Sì, organizzeremo degli eventi con il comune, faremo in occasione della festa del patrono, quindi ci integriamo abbastanza nel territorio. Oggi il torneo di calcetto, che è un momento anche di sport e di libertà. Sì, certo, è un momento anche di comunione con gli altri progetti di cui fa capo l'associazione Cometa, che i ragazzi si integrano bene nel territorio. Matar, tu da dove vieni? Vengo dal Gambia. Senti, come ti sei integrato qua in questa comunità? Bene, bene. Oggi questo torneo di calcio nella giornata dedicata al rifugiato. Sì, sì. Ecco, tu che giochi, che cosa fai? Insomma, raccontaci qualcosa. Io gioco come Attaccante. sì, attaccante e difensore, tutti e due. Senti, sì. Tu in quale comunità sei ospitato? Cosa? In quale comunità vivi? In Cometa, in Comitini. Ah, Comitini. Sì. Ti trovi bene a Comitini? Sì, 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 sì. Sei abbastanza integrato? Sì, sì. Buona giornata del rifugiato! E dopo 2 anni e mezzo di legislatura, alla 14ª commissione parlamentare, l'onorevole Pisano riconfermato componente attivo nel ruolo di segretario del nostro servizio. Dopo 2 anni e mezzo di legislatura, al giro di boe, la 14ª Commissione parlamentare permanente delle politiche dell'Unione Europea si presenta con una nuova composizione che vede confermata al proprio interno la presenza del deputato agrigentino onorevole Calogero Pisano, già componente attivo e riconfermato nel ruolo di segretario, incarico che ha ricoperto sin dall'inizio del suo mandato. Si tratta di un incarico di rilievo in una delle commissioni più strategiche per il futuro del Paese, chiamata a monitorare l'attuazione delle politiche europee e la gestione delle risorse del PNRR. La riconferma dell'onorevole agrigentino Pisano testimonia così la fiducia dei colleghi e parlamentari e il riconoscimento del lavoro svolto nel corso della sua legislatura. Ringrazio sinceramente i colleghi per la fiducia che hanno voluto nuovamente accordarmi, ha dichiarato l'onorevole Calogero Pisano. Questo incarico rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e una responsabilità che intendo continuare a onorare con serietà, passione e spirito di servizio. La 14ª Commissione è un osservatorio privilegiato per comprendere le dinamiche europee e per orientare le scelte che incideranno concretamente sullo sviluppo del nostro Paese e dei nostri territori, a partire dalla provincia di Agrigento, oltre a essere un organo fondamentale nella gestione delle risorse del PNRR. La riconferma del deputato siciliano Pisano rappresenta un segnale chiaro della volontà politica di valorizzare competenze e continuità nei ruoli chiavi delle istituzioni parlamentari. E si è svolta ieri presso la Biblioteca La Rocca di Agrigento la cerimonia di premiazione dei vini che hanno partecipato alla 19ª rassegna internazionale Bio di Vino firmata da Italia Video,
che ha visto la presenza dei gestori delle case vinicole internazionali, appassionati e comuni cittadini. Dopo gli interventi, i protagonisti della cerimonia sono stati i gestori delle cantine vinicole che hanno ricevuto le medaglie d'oro e d'argento per i vini in gara. Noi eravamo presenti. Oggi la premiazione del concorso Rassegna Internazionale Biodivino 2025 qui ad Agrigento in occasione di Capitale 2025. Sì, abbiamo voluto approfittare di questo importantissimo evento Agrigento Capitale della Cultura 2025 per celebrare la fase finale della 19ª rassegna Biodivino 2025. Questa rassegna internazionale che quest'anno ha visto protagonisti tantissimi partecipanti, non solo provenienti dalle diverse regioni italiane, ma dall'intera Europa, e che ha dato l'opportunità di spunti e di riflessioni su quello che è il ruolo e la funzione del vino biologico e le potenzialità che questo esprime in Italia e nel mondo. Il vino è intanto uno strumento di dialogo tra i popoli e sappiamo oggi quanto è importante il dialogo tra i popoli. E il vino biologico lo è in particolare perché oltre a questa funzione svolge il ruolo di racconto e di messaggero, di ambasciatore del territorio. Ed è esattamente questo quello che i 20 commissari internazionali che si sono riuniti per 3 giorni a San Martino delle Scale dal 16 al 18 maggio hanno percepito. Questo grande potenziale del racconto del territorio attraverso il vino, che hanno trovato straordinario in tutte le sue forme per tutti i campioni che hanno analizzato, e da lì è uscito fuori quanto ancora può essere fatto per migliorare questa performance, cioè per migliorare la qualità di questo prodotto straordinario per l'Italia, di cui in particolare qui siamo in Sicilia. La Sicilia è diciamo la principale regione quantomeno per la produzione di uva biologica. 3 sono stati gli eventi di avvicinamento. Abbiamo avuto una grande kermesse in Sicilia, la prima, a gennaio, proprio sulla biodiversità viticola. Un importante convegno abbiamo fatto in Puglia alla città di Copertino, e un terzo convegno lo abbiamo fatto a Fortunago, nell'Oltrepò pavese. In questa occasione si è parlato di agrobiodiversità, si è parlato di biodiversità vinicola, ma si è parlato anche di responsabilità di consumi, si è parlato anche di performance ecologica e ambientale e solidale del vino biologico, e si è parlato anche di mercato e potenzialità del mercato, potenzialità economiche e di sviluppo per il territorio. È uscito fuori la possibilità di proporre all'Unione Europea una riforma della norma sul vino che va verso una riduzione della quantità di solforosa aggiunta al vino stesso. A tale proposito abbiamo chiuso sostanzialmente un accordo di collaborazione con l'Accademia Italiana del Vino di Firenze. Sarà presente il presidente dell'Accademia questa sera, il professore Di Lorenzo, attraverso cui studieremo un protocollo di buone pratiche per suggerire ai produttori, in primis i produttori che questa sera prenderanno le medaglie per aver fatto già un vino d'eccellenza, a questi proporremo un protocollo di buone pratiche per giungere al vino a residuo zero, cioè un vino a SO2 aggiunta zero. Queste ed altre opportunità offrono le rassegne di questo livello, un momento di approfondimento, un momento di riflessione per procedere in avanti verso la qualità. Sì, oggi è un evento importante che l'Accademia Italiana della Vita e del Vino ha dato il patrocinio, ed è un momento importante perché c'è modo di valutare questa produzione, questo percorso che oggi è particolarmente importante nel comparto vitivinicolo, cioè delle produzioni biologiche. La Sicilia riveste un ruolo
di primo piano nel quadro nazionale, ma anche in un quadro più ampio internazionale, e parlare quindi di viticoltura, di biodiversità viticola, di prodotti biologici, gestione sostenibile biologica del vigneto e della cantina è assolutamente fondamentale, perché questo è un aspetto sempre più riconosciuto e voluto dai consumatori. Premiare dei vini, quindi delle aziende che hanno raggiunto dei livelli di assoluto valore nella produzione enologica, è la dimostrazione delle potenzialità che questo settore può dare e delle opportunità che può offrire per l'Italia intera, ma in particolare per il territorio siciliano. Giovanni Giardina, enologo, presente a questa 19ª rassegna internazionale Biodivino, oggi la premiazione, ecco, e ha avuto un ruolo importante nella scelta, nella premiazione dei vini. No, il mio ruolo è stato quello di essere presente come tecnico scientifico. Abbiamo selezionato 20 commissari esperti provenienti da tutto il mondo che hanno valutato qualche settimana fa a San Martino delle Scale e a Monreale i vini appunto biologici che hanno partecipato al concorso. Sono stato anche presidente della commissione. Abbiamo svolto un concorso all'insegna della trasparenza con una doppia degustazione che di solito non viene fatta in altri concorsi internazionali, perché c'è stata la possibilità proprio di riassaggiare in 2 momenti diversi i vini. Abbiamo poi eliminato il punteggio più alto e più basso per ogni commissione e quindi stilato una graduatoria di merito che rispetta poi la qualità dei vini appunto di tutto il mondo che hanno partecipato a questo concorso importante che si è svolto nella nostra terra di Sicilia, che è, diciamo, un territorio molto vocato ai vini biologici. Questi vini hanno una particolarità, quale? Sì, sono dei vini che intanto vengono fatti con tecniche particolari, innanzitutto l'aspetto salutistico, sono vini che provengono da vigneti appunto coltivate in biologico e vengono poi vinificate in cantine con delle norme restrittive dove si utilizzano dei prodotti salubri. Quindi il vino biologico è una marcia in più per quanto riguarda appunto la produzione dei vini in generale, e sono vini che poi hanno delle caratteristiche secondo me particolari, perché si riescono a sentire alcune caratteristiche tipo gli aromi e il bouquet in maniera netta, perché il contenuto di anidride solforosa, che è l'antisettico per eccellenza che viene utilizzato, viene messo in dose molto limitate. Quindi sono prodotti che meritano attenzione. Alcuni paesi europei stanno cercando di introdurre questi vini, soprattutto la Germania, la Francia, l'Inghilterra. In Italia c'è anche una fascia di consumatori che predilige questi vini salutistici. Linea alla regia per la pubblicità. Presentato ieri presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento il nuovo libro di Andrea Cirino dal titolo 3 minuti. Ha seguito per noi l'evento il collega Eugenio Cairone. L'agrigentino Andrea Cirino è già un autore di successo, con 2 romanzi accolti con interesse dal pubblico nel recente passato. Ieri è stata la volta del terzo lavoro letterario di Andrea Cirino, un altro romanzo presentato al Pirandello davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. Cirino questa volta ha toccato un tema che suscita curiosità, che incuriosisce, a cominciare dal titolo 3 minuti. Un tempo brevissimo che segna l'angoscia di un giovane, forse per sempre, un ragazzo come tanti finito in carcere. Ed è la vita carceraria il tema del romanzo di Cirino che deve far riflettere, perché si parla poco di carceri e dei drammi che si vivono purtroppo dietro le sbarre ogni giorno. 3 minuti è un libro che si ispira a qualcosa in particolare o semplicemente un romanzo? No, è un romanzo ma che lancia un messaggio importante, perché è un argomento attuale. Parliamo di carcere, parliamo di un giovane che per una leggerezza va a finire dietro le sbarre e quindi con i suoi occhi noi vediamo cosa c'è all'interno del carcere, i muri di cinta, i cancelli che chiudono, quindi i rumori, le celle
con tanti detenuti dentro, insomma una situazione un po' particolare. Devo dire che questo argomento deve essere ripreso di più, cioè ne parliamo poco, parliamo soltanto quando sentiamo alla televisione gli arresti, il 41 bis, invece è un argomento interessante. Un cappellano mi faceva notare che gli studenti dovrebbero studiare questa problematica, dovrebbero recarsi nel carcere per fare notare cosa significa la perdita della libertà. Quindi è un argomento interessante, un argomento attualissimo. L'altro tuo libro, Quasi Papa, consentimi una battuta, hai anticipato i tempi perché abbiamo avuto Monsignor Reina al conclave, quindi un agrigentino quasi Papa. Ma tra l'altro è una cosa molto strana perché Don Baldo Reina ha presentato diverse volte il mio libro e l'ultima volta che eravamo insieme all'università, l'abbiamo presentato insieme all'università, l'indomani ha avuto la nomina di vescovo. Quindi diciamo che ha portato fortuna a Don Baldo. Il mistero del processo Kafka, Pirandello, Satta, Sciascia. È stato questo il tema di un convegno che si è svolto ieri ad Agrigento, organizzato dall'Associazione Avvocati Giuslavoristi e dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Le interviste. L'incontro di stasera è imperniato su un tema complesso, che è quello del mistero del processo. Trae a brivio dal libro di Salvatore Satta e cercheremo di conversare su quelle che sono le funzioni, che cosa rappresenti il processo e qual è appunto la funzione del processo, sia dal punto di vista ontologico che dal punto di vista teleologico. Dicevo, che cosa rappresenti il processo è domanda di difficile risposta. Cercheremo di discuterne e abbiamo scelto di farlo con un incontro tra culture diverse, operatori del diritto, ma anche letterati e quindi cultori della materia, sia gli uni che gli altri. E ne discuteranno secondo le caratteristiche professionali di ognuno, partendo dalla lettura di un classico. È una formula inconsueta rispetto a quella alla quale siamo abituati, e cioè alle relazioni, però abbiamo pensato che questo modo di trattare l'argomento possa essere più interessante per chi ascolta. I classici che verranno letti sono tratti da opere di Luigi Pirandello e di Leonardo Sciascia, per rimanere nel territorio, ma anche da altri autori come Salvatore Satta e come Franz Kafka. Questo spunto darà a noi l'occasione per riflettere sulla giustizia, un tema importante, nodale per noi tutti, in quanto tutti quanti in un modo o nell'altro abbiamo a che fare con la giustizia, e perché la giustizia riguarda tutti. A questo proposito posso concludere citando Leonardo Sciascia, che a sua volta cita Manzoni, per ricordarci che la giustizia non riguarda soltanto i nomi più noti, ma riguarda anche il signor Russo e il signor Rossi, fa riferimento ai Promessi Sposi dicendo delle genti meccaniche e di piccolo affare. L'incontro di oggi è particolarmente interessante perché cerca di coniugare letteratura e diritto, il cui confine, come voi sapete, non è spesso ben delimitato, ed è una prima esperienza, mettendo insieme alcuni dei grandi di questa terra,
come Pirandello, come Sciascia, insieme a grandi come Satta e Kafka. È una prima esperienza che noi speriamo di replicare al più presto. Un mondo in cui il mistero non è un nemico. Comunità energetiche rinnovabili, un'opportunità per il territorio, se ne parlerà a Montevago nella sala consiliare Falcone Borsellino lunedì 23 giugno alle 17:30 nel corso di un incontro promosso dal GAL della Valle del Belice. Sono previsti gli interventi di Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, Giuseppe Sciumè, docente della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, Alessandro Lagrassa, direttore del GAL della Valle del Belice. Al termine dell'incontro previsto anche un rinfresco con prodotti locali. Ben 674 volumi giungono a impreziosire la biblioteca presente presso il reparto di medicina generale del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, diretto dalla dottoressa Giuseppina Mira. Sono il frutto di una generosa donazione compiuta dai fratelli Salvatore e Gerlando Riolo, figli di Paolino e Fina Montante, che hanno voluto onorare la memoria dei genitori donando parte dei preziosi testi appartenenti al patrimonio librario della loro casa e di Esser Vedova con i figli Alessandro e Roberto Grassi, noti per il loro impegno nel sociale e nella promozione della cultura. I volumi implementano il primo nucleo della biblioteca di reparto, costituito inizialmente da uno scaffale e circa 100 libri donati dal Rotary Club di Agrigento. La preziosa donazione arriva a migliorare la qualità delle cure e le condizioni di permanenza presso il reparto di medicina generale, contribuendo con uno spazio dedicato alla lettura a umanizzare i percorsi di assistenza. Chiesa la riapertura delle indagini per la morte di Viviana e Gioele avvenuta a Canoria ben 5 anni fa. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Daniele Mondello torna a chiedere la riapertura delle indagini per far luce sulla morte della moglie Viviana e del figlio Gioele, trovati senza vita nelle campagne di Caronia nell'agosto del 2020. Nelle scorse ore ha comunicato di aver depositato una nuova istanza presso la Procura di Patti, affidandosi all'avvocato Francesco Mazza e a un team di esperti che hanno lavorato negli ultimi 2 anni. La richiesta di riapertura delle indagini nasce dalla convinzione che ci siano ancora aspetti da chiarire e che la versione ufficiale, quella di un omicidio-suicidio, non sia sufficiente a spiegare tutto ciò che è accaduto. Era il 3 agosto del 2020, quando Viviana Parisi uscì di casa con il figlio di soli 4 anni. Doveva andare a comprare un paio di scarpe a Milazzo. Tuttavia l'auto della donna proseguì inspiegabilmente lungo l'autostrada 20 fino alla galleria Pizzo Turda, in territorio di Caronia, dove si verificò un lieve incidente con un altro mezzo in transito. Madre e figlio lasciarono il veicolo e si addentrarono nella campagna vicino all'autostrada. Purtroppo entrambi furono trovati morti a distanza di alcuni giorni l'uno dall'altro nella vegetazione. La Procura di Patti, dopo varie indagini, ha concluso che si trattò di un omicidio-suicidio. Una tesi sostenuta dal procuratore capo Angelo Cavallo e confermata dal giudice per le indagini preliminari nell'ottobre 2021 con l'archiviazione del caso. Ma Daniele Mondello non si arrende e ha deciso di chiedere nuovamente la riapertura delle indagini. La richiesta, depositata dal suo nuovo avvocato Francesco Mazza, è supportata dai risultati di un team di esperti che ha analizzato i dettagli della vicenda negli ultimi 2 anni. Attendiamo che la Procura di Patti valuti con obiettività le conclusioni dei nostri consulenti, ha scritto Mondello sui social, sottolineando la volontà di fare piena luce su questa storia ancora avvolta da 1000 ombre. L'avvocato Mazza, docente di diritto penale all'Università di Cassino, ha spiegato che le indagini presentano ancora molte lacune e contraddizioni. Per il legale ci sarebbero elementi che potrebbero indicare il coinvolgimento di terzi. E per lo sport vediamo il servizio del collega Carmelo Lentini sul ritorno dell'avvocato Rosato e del tecnico della nuova compagine societaria dell'Agregas. Si tratta di Giovanni Campanella. Lentini. Giancarlo Rosato ha dunque lasciato la Nissa, richiamato in patria dalle sirene biancazzurre. È proprio così, e non è la prima volta che il noto avvocato agrigentino viene in soccorso del gigante per rilanciare il calcio nostrano.
La notizia ha fatto già il giro del web, i commenti sono tutti positivi da parte dei tifosi e coincidono con le ultime novità che vogliono presto la rinascita di un nuovo progetto. Al momento siamo informati che si stanno intrecciando diversi contatti significativi e che, per come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, presto si uscirà alla luce del sole. Nelle ultime ore però c'è stata un'accelerata notevole e sembra che si stia iniziando a chiudersi il cerchio per la prossima squadra che rappresenterà la città di Agrigento. Di certo si chiamerà Akragas e non può essere altrimenti. È l'operazione che si sta portando avanti con tanto entusiasmo da un gruppo di imprenditori si sta facendo quasi sotto traccia, ma spesse volte le notizie volano prima ed arrivano anche da lontano. Il noto giornalista sportivo Giovanni Albanese, ad esempio, anticipa una notizia che sa di clamoroso. Preannuncia l'arrivo del prossimo tecnico biancazzurro e riportiamo quanto da lui pubblicato sul suo profilo Facebook. Scrive testualmente: «Ho saputo che un gruppo di imprenditori agrigentini ha deciso di far ripartire il calcio nella città dei Templi, affidando il progetto sportivo all'avvocato Giancarlo Rosato, come abbiamo detto noi, già direttore generale della Nissa in Serie D». Questa invece è la notizia clamorosa. L'allenatore della nuova Akragas sarà Giovanni Campanella, al quale mi lega, scrive sempre l'amico Albanese, mi lega profondamente stima per la promozione dell'Enna in Serie D di 2 anni fa. Agrigento merita di stare nel calcio che conta e non poteva scegliere meglio. Conoscendo la professionalità del collega albanese, sicuramente qualcosa di vero ci sarà. Ancora qualche giorno e si verrà a conoscenza di tante cose. Bene, questo è tutto per l'edizione di oggi di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.